Marina, la vincitrice del festival. Aspetta. Sì. Allora. Sono a posto, sì. Allora, adesso non mi devi raccontare tutto, voglio sapere come ti sei presentata a questo festival, come è stato il momento in cui hai visto salire, dicevi che ti scoppiava il cuore, no? Che vedevi man mano che ultima canzone. Allora, il festival si è svolto prima regolarmente, sì. Poi avete avuto delle votazioni più o meno con una classifica così provvisoria, in attesa che da casa in tutta l'Italia mandassero... No, era abbinata a una schedina, me Sì. lo ricordava Geniluna. Bisognava scrivere e votare. Scrivere e votare. E poi la settimana? E poi la settimana si tornava a Sanremo. E lì naturalmente chi era? Mai Buongiorno, sì, Mai, il presentatore. No, era no, non era una donna, era non la Calandra, vabbè, insomma era una donna. Dovremmo vedere lì. Era una donna, Sì. che man mano che diceva naturalmente, Non me lo ricordo neanche incominciava dall'ultimo l'ultimo votato fino ad arrivare ai primi tre. Perciò era stato un po' uno stillicidio, sia Sì. perché usciva e sia perché aspettava, nel senso che qui eri chi nelle usciva quinte... era amareggiato perché usciva Tu eri e nelle chi rimaneva quinte... cominciava a sperare nella vittoria. Sì. Io ero un po' da sola, io con mia sorella, perché la mia casa discografica non aveva scelto lei al di là. Io ero legata alla casa discografica CGD, invece era la Ricordi che mandava questa canzone, perciò Ho capito. mi snobbavano un po' la CGD. Allora Perché dicevano, beh, in fondo non è quindi nostra la colpa canzone, non è quindi- che me ne fregava, tanto avevo vinto. Era vero. E per te quello fu un trionfo, perché Trionfo, sì. inaspettato, arrivato così, arrivare sì, al primo posto, assolutamente, eccetera. sì. E È stata poi... una cosa bellissima, una cosa emozionantissima. Senti, Tajoli cosa ti ha detto quando... Tajoli eravate- diventava sempre più rosso, sempre più rosso, sempre più rosso, proprio un peperone. Naturalmente anche lui, però durante la settimana... Perché per lui, essere- scusa, era il primo festival per Tajoli, Sì, perché era l'unico, il primo, l'11ª no, ne ha fatto un edizione. altro dopo, No, no, sì. dopo Sì, dopo è ancora andato uno, con, sì. mi pare, Pioggia e Vento. Sì, sì. No, Però, abbiamo cantato beh, insieme dopo, però non c'è andata bene come Sì, quella volta lì. però volevo dire, per lui era il primo festival, cioè era un Primo grande festival, cantante sì, affermato, ma primo non l'avevano mai festival. voluto. No, E no. sai che mi ha raccontato una cosa che mi ha fatto molta tenerezza, che quell'anno lì aveva mandato lui un telegramma a Redaelli dicendogli: posso sperare questa volta? Certo. E lo prese Sì, Redaelli, sì, sì. lo mise, insomma... E poi questa canzone doveva cantarla dall'ara, ogni volta che mi vede ancora oggi mi ha rubato un festival. Dopo lui non voleva cantarla più perché voleva cantare la canzone il cantautore genovese di Gino Di Paoli, Paoli? perché Un uomo la vivo? rappresentava Ma una un uomo cosa più vivo non- moderna, una cosa più insomma, più alla... Che poi non si piazzò molto bene, perché No, anche Gino Paoli e per uscì quello che mi abbastanza... diceva sempre mi ha rubato un festival, perché poi non voleva cantarla lui al di là, perché l'avevano data, lui l'aveva scartata, e così alla fine, insomma, come nelle favole proprio, come nelle telenovele. Sei arrivata prima con Al di là, Betty Curtis.